Presentato stamani il bollettino climatico al nemico del clima in Sicilia a bordo del treno verde di Legambiente che ha fatto come unica tappa la nostra città alla stazione Bassa e che ha trovato interesse ed è stato visitato da tanti studenti delle scuole della nostra provincia. I dati esposti prendono in visione la media delle temperature registrate ad Agrigento dal 1978 a oggi, che la stessa da tale data mette in evidenza come questa città abbia subito un incremento di 2,6 gradi centigradi, passando da 16,8 a 19,4 di ora. Presentiamo i dati del bollettino climatico che conferma come anche in Sicilia e ad Agrigento sono evidentissimi già gli effetti del cambiamento climatico. Stiamo parlando dell'aumento delle temperature negli ultimi 40 anni, un aumento più che percepibile, l'evidenza che negli ultimi 10 anni ci sono stati eventi estremi addirittura in numero superiore ai 40, tutti effetti di un cambiamento climatico che ormai per fortuna quasi nessuno, fatta eccezione il Presidente degli Stati Uniti Trump, mette in discussione. Ma a parte i dati noi dobbiamo pensare a come reagire, come adattarci a questo clima che è ormai cambiato. Quindi da un lato dobbiamo evitare che cambi ulteriormente, dall'altro dobbiamo adattarci. E tutte le città, anche città medie come Agrigento, possono dare un contributo fondamentale. Per fare questo però è assolutamente necessario cambiare l'idea della pianificazione urbanistica, che non potrà essere più pensata come aumento di ulteriore cemento, aumento di ulteriori cubature. Al contrario, la pianificazione delle città del domani dovrà essere fondato sul recupero di permeabilità dei suoli, sull'azzeramento del consumo di suolo, su un nuovo ruolo che deve avere il verde urbano in città e soprattutto sull'efficientamento energetico tanto del patrimonio pubblico quanto del patrimonio privato. Su questo si può e si deve fare molto. L'Italia complessivamente è in ritardo perché ci sono altri paesi che hanno già una strategia nazionale, l'Italia non ce l'ha e di conseguenza non ce l'hanno le città come Agrigento. Sono stato chiamato a tenere un brevissimo intervento su quella che è la resilienza energetica delle città. Le città puntano adesso ad essere delle smart city. Smart city non vuol dire che la città deve essere cablata con la fibra ottica fino all'ultimo sgabuzzino, ma deve essere una città che consuma poca energia per ogni servizio e dall'altro lato deve produrre un quantitativo di energia molto simile a quella che consuma. Adesso Agrigento si appresta a preparare il PAESC, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, e all'interno di questo PAESC saranno previste delle misure di efficientamento energetico per edifici pubblici ad uso pubblico, quali le scuole, ad esempio i servizi comunali, i trasporti pubblici, il ciclo idrico integrato e la mobilità urbana sostenibile. Faccio una veloce battuta. Il sindaco di Oklahoma nella sua campagna elettorale non ha messo tra le priorità, non ha mai detto vi farò un ospedale, vi farò un ponte, non ha citato nessuna di queste infrastrutture, ha detto vi farò dimagrire. Ecco, ha fatto delle piste da jogging e delle piste pedonali. La mobilità sostenibile deve essere al centro del dibattito energetico dei prossimi anni.